Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono molto a tema natalizio perché ho questa splendida giacca rossa, un make-up piuttosto basic e sono qui in veste un po' di maestrina perché andrò ad editare le foto che voi avete mandato a me. Vi ho chiesto su Instagram di mandarmi delle vostre foto in cui eravate truccati ma non ritoccati, di modo che io potessi ritoccare secondo i miei gusti le vostre foto e tirare fuori il make-up che secondo me sarebbe stato quello giusto per voi. Ma detta così è un po' complicata, però bando alle ciance, partiamo subito con il primo editing. Partiamo con Anna. Anna mi ha mandato una foto di lei completamente struccata e devo dire che ha un viso delizioso, molto molto bello, molto sensuale e su questa foto io andrò a fare un make-up sicuramente molto semplice perché non farò dei trucchi esagerati, è solo per mostrarvi com'è l'idea che mi piace di make-up su di voi. Ad esempio per Anna terrei le sopracciglia esattamente così come sono, andrei semplicemente a pettinarle un pochino e a riempirle vagamente per dare un senso di ordine. Poi passerei agli occhi. Sapete che io faccio nella maggior parte dei casi prima gli occhi che il viso e mi trovo molto bene a far così perché qualsiasi polvere che cade sul viso dopo è molto più facile struccare. Quindi sugli occhi neutralizzerei questo colore naturale della palpebra che è un po' marroncino e che tutti noi più o meno abbiamo, quindi partirei da una bella base levigata molto chiara stile primer e applicherei semplicemente un po' di marrone ruggine a partire dall'angolo esterno andando un po' nella piega, senza fare pieghe esagerate, senza andare a fare cut crease perché quelli sono trucchi un po' stilistici. Qui vediamo dei trucchi un pochino più correttivi. Scurirei con un po' di marroncino dall'angolo esterno andando verso l'interno, quindi nella piega in maniera molto sfumata, un colore brillante sulla palpebra, un punto luce. Passerei questo marrone leggermente anche alla palpebra inferiore, però lei ha una bellissima levigatura qui, quindi non andrei a fare tantissimo mascara o un paio di ciglia finte di quelle naturali, molto naturali, e poi passerei al viso. Sul viso metterei un fondo medio, non troppo pesante, non troppo leggero. Lei ha comunque una pelle buona. Coprirei leggermente le occhiaie con un colore un po' più chiaro. Andrei a fare un leggerissimo baking soltanto nella zona T perché vedo un po' di lucidità sul naso, quindi almeno intorno al naso, ecco, mi riservo il beneficio del dubbio. Non so se lei ha la pelle secca o grassa o mista, però da quello che vedo magari può essere mista, quindi fare un po' di leggero baking sul naso, intorno al naso e leggermente sul mento e appunto zona T dicevamo, e farei un contouring più o meno enfatizzato. Qui scolpirei un bel po' il viso di Anna. Le labbra sono veramente bellissime. Non so Anna se tu indossi un rossetto in questa foto, ma è un colore che ti sta da Dio, quindi io le lascerei naturali, magari con un velo di gloss, o accentuerei questo bellissimo nude che indossi o che hai di tuo naturale. Per quanto riguarda, diciamo, la parte puramente instagrammabile, farei una leggera levigatura alla pelle. Vi mostro un trucchetto, lo metto in punti precisi dove mi interessa che ci sia una grana un po' migliore della pelle, e non metto mai la barra al massimo ma la tengo più o meno ad un terzo perché non mi piace quando la pelle è fin troppo effetto finto, effetto bambola, diciamo così. Darei un tocco di luminosità a questa foto, giusto un pochino, e direi che la foto selfie da Instagram è decisamente pronta. Grazie Anna per la tua partecipazione. Passiamo alla prossima foto. Ho qui la foto di Rita. Rita mi ha mandato diverse foto e diversi make-up. Ho scelto in realtà questa sua foto dove indossa questo blu oceano sugli occhi, un po' petrolio, perché ho visto, diciamo, delle cosine che avrei cambiato di più rispetto agli altri make-up che mi ha mandato. Tanto per partire, in questa foto
dove lei è di profilo, andrei a riequilibrare un attimino il sopracciglio, perché vedete che è più spesso nella parte centrale, mentre la cosa migliore da fare è avere la parte iniziale più spessa di tutto il resto del sopracciglio. Quindi andrei un attimino ad equilibrare questo, poi riempirei un pochettino di più la parte finale, magari spazzolando il pelo verso l'alto in modo che la parte finale sia più scura della parte iniziale, mentre adesso è viceversa. Passiamo invece agli occhi. Sugli occhi ha questo splendido colore che onestamente alle brune sta molto bene, quindi complimenti per la scelta di colore. Quello che però non mi convince tantissimo è la sfumatura proprio sugli occhi, che deve essere giusto un pochino più accurata. Per fare questo utilizzo questo tool, questo strumento che mi permette proprio di fare un effetto levigatura e quindi anche di sfumatura. Ovviamente voi potete utilizzare questo trucchetto quando siete di fretta e volete postare una foto su Instagram e vi accorgete che c'è una sfumatura che non va e non sapete come fare, non volete postare una foto brutta, no? Con un trucco brutto. Per cui questo è un trucchetto che potete utilizzare laddove non avete avuto tempo di stare lì a sfumare, perché credetemi che sfumare è la cosa che porta via più tempo di tutte, e vedete che in questo modo potete riuscire a levigare e dare quell'effetto un po' sfumatura che occorre. In più prelevo un po' di colore da qui accanto e vado a metterlo più verso il sopracciglio. Ricordate che la sfumatura, le sfumature soprattutto importanti, devono sempre arrivare quasi sotto al sopracciglio e mai restare troppo basse, perché altrimenti si rischia di infossare troppo l'occhio, la parte centrale dell'occhio, e rendere questa parte qui molto sporgente. Naturalmente in alcuni casi va bene una sfumatura così, soprattutto sugli occhi diciamo un pochino più piatti, no? Che hanno una sola dimensione, però normalmente su un occhio occidentale, diciamo così, europeo, questa cosa non va molto bene. E accentuare leggermente quando fate una sfumatura così importante sulla parte superiore dell'occhio, ricordatevi di sfumare sempre abbastanza anche sotto per non dare l'effetto di pugno nell'occhio, appunto. Per quanto riguarda la base avrei curato un pochino di più le occhiaie, perché le vedo ancora in trasparenza nella foto, e avrei coperto leggermente di più i brufoletti, ma direi che qui il lavoro è stato fatto sufficientemente bene. La base in ogni caso non è male, assolutamente. La sfumatura del contouring, ecco, in questo caso io l'avrei tenuta leggermente più su, perché quando la fate molto verso il basso rischiate di dare l'impressione che il viso, questa parte del viso stia per cadere, quindi non date l'effetto che il contouring deve dare di lifting al viso, ma date l'effetto di viso che sta per cadere, che è un po' più vecchio, un po' più scavato, diciamo così, ma scavato appunto non in maniera mi piace fare questa cosa, quindi sopportatemi, in maniera liftante. Per quanto riguarda le labbra è un bel colore, assolutamente neutro, abbinato ad un trucco così bello importante. Avrei, perché io sono un amante, come voi sapete, dell'overline, quindi con due occhioni così belli grandi avrei accentuato un pochino di più la bocca per dare equilibrio sul viso, quindi sarei uscita un pochino di più fuori ai bordi in questo modo qui. Per il resto, come sempre, una leggera levigatura al viso, un'aggiustatina di luce per quanto riguarda luminosità, contrasto e altre piccole cose, e la foto da selfie perfetto è pronta. Passiamo alla prossima. Maria Elena mi ha mandato questa sua foto splendida, devo dire, una luce bellissima per fare un selfie, un bellissimo anche viso e un trucco naturale decisamente in tono con i suoi colori, bellissimo, veramente molto bello. Andiamo però a vedere nello specifico cosa è che cambierei io. Innanzitutto le sopracciglia, piuttosto che tenerle molto sottili, io le ho sottili di mio, quindi non mi piacciono tantissimo, diciamo così. In generale devi avere proprio un viso particolare per riuscire a portare queste sopracciglia così sottili, però comunque le sopracciglia sottili
fanno un po' più grande, invece le sopracciglia un po' più spesse danno l'idea di essere anche più giovani. Lei non ne ha bisogno, è giovanissima, si vede, però nello specifico andrei a ispessire un po' le sopracciglia in questo modo e ad avvicinarle tra di loro giusto un filino. Il colore direi mi sembra perfetto, quindi lo lascio così com'è. Per quanto riguarda gli occhi, lei ha messo un velo di eyeliner che io allungherei giusto un pochino verso l'esterno per dare l'effetto da gatta, visto che lei ha questi occhioni bellissimi, e il mascara così messo ci sta, messo bene, ciglia pettinate, volumizzate, bellissime. Il viso, l'unica cosa che mi salta subito all'occhio è che non so se è per via della luce, però il viso sembra molto più chiaro del resto del corpo e deduco che sia, non lo so, un giorno d'estate. In questo caso, se si vuole postare un selfie perfetto, bisogna riequilibrare questo colore tra viso e resto del corpo, quindi andrei a prendere con questo strumento un po' di colore dal resto del corpo, appunto dal décolleté, e lo andrei a ridistribuire su tutto il viso, scolpendo un pochino di più la zona del contouring sotto lo zigomo, un pochino leggermente alla fronte. Un velo di blush, un velo di illuminante. Le labbra direi sono molto 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 belle, renderei semplicemente il colore un pochino più omogeneo, le solite aggiustatine di luminosità e contrasto, e direi che abbiamo un altro selfie da Instagram perfetto. La quarta partecipante si chiama Flaminia. Flaminia mi ha mandato questa splendida foto in stile anni 70, quindi innanzitutto complimenti per la scelta, per l'originalità, per avermi mandato un trucco un po' diverso. Credo che sia un trucco di stile un po' alla Twiggy e anche un po' figlia dei fiori, no? Un po' hippie, che ci sta. Mi piace moltissimo l'accostamento di verde e marrone. Andiamo però nello specifico a vedere come lo avrei reso io. Innanzitutto la curva marrone l'avrei resa un pochino più presente, quasi meno lucida, non so come dire, un po' più matte, quindi più picchiettata, e che arriva leggermente più in basso verso l'angolo interno. E avrei reso anche omogenei i due occhi, perché da questa foto mi sembrano un po' diversi, mi sembra più spessa questa linea qui, più sottile quest'altra, quindi andiamo a correggere questa cosa. Il verde è bello, brillante, va benissimo così, le ciglia finte appena accentuate. Forse avrei messo un paio un po' più bizzarre, un po' più, diciamo, aperte, più lunghe, più allunganti, più volumizzanti, perché all'epoca si usavano moltissimo queste ciglia tanto voluminose. Avrei messo anche dei ciuffetti alle ciglia inferiori, perché anche questa era molto di moda. Ecco, negli anni 70 c'era o il trucco tipo super easy, un po' appunto stile figlia dei fiori, dove c'è questo viso super naturale, colori quasi pastello, assenza quasi di mascara, oppure tanta roba e soprattutto tanta roba sugli occhi, quindi ciuffetti di ciglia finte. E direi che va bene così, comunque è un lavoro fatto molto bene. Il viso perfetto, all'epoca non si usava fare questa base molto pesante, quindi una base piuttosto leggera con un accenno di fard, è esattamente quello che facevano. Le labbra altrettanto. L'unica cosa è che negli anni 70 appunto andava di moda sia il lucido che il matte, ma in questo contesto avrei messo un rossetto leggermente meno lucido. Per il resto il colore è a puntino e direi che anche in questo caso, fatti i nostri minimi accorgimenti di pelle, luminosità e contrasto, abbiamo una splendida foto da Instagram. Scatta il tuo selfie! L'ultima partecipante, mi dispiace, ma di maschietti non ne sono arrivati, ne è arrivato solo uno che è Francesco, lo nomino qui sotto, ma diciamo è un extra che non ha bisogno del mio aiuto, è già bravissimo di suo. Quindi l'ultima partecipante a questo simpatico video
è Federica. Federica mi ha mandato questo suo selfie molto sexy, sicuramente fatto di sera con un trucco serale, davvero davvero carinissimo. Ecco, andiamo a vedere nel dettaglio cosa cambierei. Federica, innanzitutto sopracciglia perfette, complimenti, veramente fatte strabene. Anche in realtà il trucco occhi mi piace tantissimo. Se devo essere molto sincera, io non avrei però fatto il cosiddetto halo eye su di te, ossia il halo eye, per chi non lo sapesse, è quando metti lo stesso colore scuro agli angoli degli occhi e uno più chiaro al centro, che è quello che ha fatto Federica. Ma io non l'avrei messo, io avrei messo un punto luce all'angolo interno e avrei tenuto scuro solo la parte esterna. Questo perché? Perché vedo che hai comunque degli occhi che non sono molto distanti, quindi mettere un punto luce dà quel senso di apertura maggiore che in alcuni casi occorre dare. Detto questo, mi piace moltissimo il make-up, non lo cambierei per il resto. Aggiungerei delle ciglia finte, volumizzanti, soprattutto alla parte esterna, che danno quel tocco di magia in più, e direi che per gli occhi siamo a posto. Per quanto riguarda il viso, onestamente mi sembra che sia corretto il colore del fondotinta, soprattutto se lo comparo alla mano che compare nella foto. L'unica cosa, io noto un po' intorno al contorno occhi un colore vagamente giallino che deduco sia venuto fuori nel tentativo di correggere le occhiaie. Ecco, qui avrei usato più un colore avorio, oppure se hai delle occhiaie che ti danno noia, prova con un pesca, ma il giallo, il giallino, non mettetelo mai al contorno occhi perché dà il senso di zombie. Federica per fortuna non ha avuto questo risultato perché il resto del make-up è veramente a puntino, però ti direi di fare attenzione a questo piccolo dettaglio. Per quanto riguarda appunto il viso, poi avrei aggiunto un goccino più di blush o di contouring, e le labbra hai scelto un colore fantastico, favoloso. Avrei leggermente corretto la forma un pochino di più in questo modo per renderla più regolare. Ancora accorgimenti di luminosità, contrasto e altre piccole cose, e direi che anche in quest'ultimo caso abbiamo raggiunto un selfie perfetto da Instagram. Complimenti a tutti quelli che mi hanno mandato le foto, siete stati tantissimi, purtroppo ne potevo scegliere soltanto 5. Spero che questo video vi abbia divertito, perché io mi sono di certo divertita tantissimo a editare le vostre foto. Se volete un altro video del genere, mi raccomando, scrivetelo nei commenti. Intanto vi ringrazio. Visto che siamo in tema natalizio, non vi perdete la Christmas Week che arriva la prossima settimana, in cui svelerò anche il nome che ho dato, molto personale, alla Christmas Week. E noi ci vediamo al prossimo video, oppure direi alla prossima magia. Un bacio a tutti, ciao!